Noi stiamo facendo la pasta d'orzo, è un laboratorio aperto ai visitatori perché vogliamo far capire la differenza tra la pasta fatta con il grano normale e l'orzo, che invece è un prodotto biodiverso della Sardegna. Il nostro gnocco è un gnocco particolare perché non si fa solo con un dito, ma si usano 3 dita. Il gnocco è molto più lungo e risulta aperto, è ottimo per accogliere i condimenti. In antichità veniva condito con lardo e il formaggio fresco e delle foglie di menta, ed era un piatto unico perché non c'erano più portate. Poi le posso dire che stiamo scrivendo questa pasta ai PAT. I PAT sono i prodotti agroalimentari tipici, è un elenco che c'è nel Ministero dell'Agricoltura e ogni regione ogni anno aggiorna i suoi elenchi. E questo è un piatto da salvare. Degli anziani dentro. Wow! Questa è la ciliegina. Uscite. Salute. Buongiorno. Facendo una pasta tipica di Urune, si chiamano macaroni e ordascia, è la pasta d'orzo, un piatto tipico della biodiversità di Urune. Ma anche con lo sono sincero. Come? Ma anche con lo sono sincero. Dove stessi? No, è una pasta. Allora, noi abbiamo lavorato con Angelino del comitato, allora c'era Angelino, adesso non so chi c'è. Angelino Ravallaso del servizio veterinario. Ho capito. Era, noi siamo il comitato per la tutela delle biodiversità, c'è anche ad Oliena. Sì. C'era Pavone, Fele, Sì. quando noi abbiamo iniziato. E avevamo fatto uno studio con la provincia di Suono, l'assessorato all'ambiente e allora, qui parlo del 2010, e l'assessorato all'agricoltura. E ogni paese aveva portato i suoi piatti tipici e da quell'anno noi stiamo lavorando alla valorizzazione di questa pasta. È uno gnocco particolare che non si fa in tutti. Vai su un'istanza particolare per dire e di una cosa meno importante. Come te lo sappi anche sono stato? Io so che non sono autista. No, perché? Le sporticas, le sporticas e come la parte di oggi, io ne frito. Come te lo scoprire? Lo studiamo un sacco e schiena anche oggi adesso. Non mi la
Sì, Davide seminava solo. E lui lo seminava? I marreri. I marreri. E dove lo mulino? Su Murino da Cristina. Quando il mulino sbagliato, non lo mette. Io lo so. E cane sì. E lui me la No, magari ha perso la persona. Ma voglio per 2 ore non ha fatto un meta. Non sei sconosciuto, Ma l'ultimo che ha fatto queste su 30 ore si scappava. Diventato di Eurone e diventato sei un'altra vita. Su io. perché magari No, perché non ci riesco. no, guarda che sono legata anch'io. Non ti preoccupare. Il Santiadoro è uno Noi stiamo facendo una pasta tipica di Brune. Grazie per giovire. Grazie a voi. Questa pasta si chiama macarrone de ordaccia. Da dove arrivate? Da Cagliari. È una pasta che si ottiene con l'orzo, non è una semplice farina di grano, ma proprio farina di orzo. È un piatto della biodiversità del nostro paese che per lungo tempo è sparito quasi. È sparita la coltivazione dell'orzo. Mi cava piccare confidenza che fate. Basta! Avete creato un mostro. Dite orzo. Dite orzo! Dite